Ciao ragazze e ragazzi, parliamo del Grande Fratello VIP e ovviamente di Pago e Serena. Sembra proprio che Serena debba entrare per forza nella casa per chiarirsi con Pago. Infatti, prima di sapere il verdetto del televoto che stabilirà se Serena rimarrà una settimana nella casa, lei ha un confronto con Pago. Entra in casa con la coda tra le gambe, con l'intenzione di tornare con Pago. È un momento fondamentale per la loro storia, ma Pago fa una domanda ben precisa. Tu pensi che le cose che prima non ti piacevano di me adesso cambino agli occhi tuoi? Serena non ha una vera e propria risposta a questa sua domandona, ma confessa però che darebbe la vita per risentire i suoi silenzi. Risposta che secondo Alfonso Signorini è molto significativa. Anche lui ammette di essere innamorato ancora e gli fa piacere averla vicino, ma alla notizia che un televoto stabilirà la sua permanenza di Serena in casa, lui convinto risponde che non gli va. Dalla parte del cuore gli farebbe piacere che le restasse, ma dalla parte della testa no. Lui ha bisogno di tempo, ma per se stesso. E vai, sembra proprio che Pago si stia riprendendo la sua rivincita. Lei ha tentato diverse volte di baciarlo e Pago si è sempre scansato. Bravissimo Pago, speravo proprio in questa risposta. Comunque state tranquilli perché il pubblico da casa ha deciso bene. Pago apre la busta col verdetto e comunica che Serena non entrerà in casa. Ovviamente tra i due c'è un forte e lungo abbraccio e mentre Pago l'accompagna alla porta, lei, come una bambina che fa i capricci, dice «Io voglio a Pago». La povera Serena, secondo voi, non è stata capita? Secondo me, invece, è stata capita benissimo. E un applauso a Pago, che si è emozionato e nonostante tutto è stato forte e razionale. Commentate. Io adesso vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!